Nel cimitero di Erquapolesine una sepoltura provvisoria per Rianca, bambina venezuelana sconfitta dalla leucemia. False patenti e false revisioni dei veicoli alla motorizzazione civile di Vicenza, in 3 gli arresti domiciliari. Flavio Tosi pronto a candidarmi se allontanato dalla Lega, ultimi tentativi di mediazione in via Bellerio. Ancora pochi giorni e poi scatta l'era della fattura digitale, stop alla documentazione cartacea per i fornitori della pubblica amministrazione. Una fotomodella formosa, taglia 48, tra i ragazzi delle scuole superiori, succede a Vicenza, dove il comune promuove una serie di incontri. Buonasera e ben trovati al telegiornale del Veneto. Era arrivata in Italia per cercare di sopravvivere alla sua malattia, ma la sorte è stata crudele, con una bambina venezuelana morta a 8 anni. Adesso per lei non c'è più posto nemmeno nel cimitero di Erquapolesine. Una storia che hanno seguito per noi Barnaba Ungaro e Claudio De Zan. Nel cimitero di Erquapolesine una tomba provvisoria per soli 12 mesi per Rianca, una bambina venezuelana di 8 anni venuta in Italia per curarsi. La leucemia l'ha sconfitta lo scorso febbraio. Nel piccolo comune in provincia di Rovigo era stata accolta in casa da Nicola Buson. Aveva iniziato una relazione con la madre, conosciuta tra le corsie dell'ospedale. Lui, padre separato, assisteva il figlioletto che sarebbe poi morto qualche mese prima di Rianca. La volontà è quella di tenere i bambini nello stesso cimitero, ma per Rianca, che nel frattempo ad Erquapolesine aveva anche cominciato ad andare a scuola, la concessione dell'oculo è solo per 1 anno, perché formalmente non era residente. Nicola Buson, che di fatto aveva adottato la piccola, lancia un appello al sindaco. Che nonostante tutto quanto questa bambina possa avere una degna sepoltura. Rimanga dov'è e più nessuno la deve toccare. Basta. Dal comune di Erquapolesine nessuna eccezione al regolamento, per le telecamere un no comment. Dal punto di vista pratico, come cittadino arquatese, che cosa è disposto a fare per tenere la bambina sepolta qui? Qualsiasi cosa, perché l'oculo io l'ho già chiesto di poterlo acquistare, era stato disposto fin dall'inizio di poter pagare quell'oculo. Nicola Buson continua a sperare anche appigliandosi ai regolamenti. Siccome l'articolo di legge dice che comunque si può applicare in via del tutto eccezionale, e questa è un'eccezione, non credo che ci siano tanti di questi casi, è un'eccezione ed è giusto applicarla, almeno per l'umanità. La morte del motociclista al crossodromo di Montecchio Maggiore. La pista era omologata e aveva tutte le autorizzazioni richieste, assicurano dalla Federazione Italiana Motociclismo. Insomma, si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Lucia Capelletti. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Vicenza a fornire elementi utili sul decesso di Ottorino Cecchinato, il motociclista morto in seguito ad un incidente sul circuito da cross ai girasoli di Montecchio Maggiore. Era tanto amico e era una brava persona, veramente. Era molto buono e grande passione di motocross. Mi dispiace tanto. Un normale allenamento finito in tragedia. Il 49enne da 30 anni, appassionato di motocross, sposato e padre di 2 figli, residente ad Altavilla Vicentina, dove lavorava come operaio in un'azienda di legnami, ha perso il controllo della moto che dopo l'impatto con una cunetta si è impennata uscendo di pista e finendo la sua corsa contro la recinzione. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri ed è morto dopo pochi minuti dal violento impatto con il suolo. Le indagini sono in corso, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato o di un errore umano o di un guasto meccanico, piuttosto che di un problema legato alla sicurezza del circuito. Questa pista è sicura e anche non si raggiunge grandissime velocità, perché piccola, non è molto veloce. Risulta essere in regola con tutte le omologhe, per cui si poteva non gareggiare ma esercitarsi, cosa che peraltro stava avvenendo nella giornata della disgrazia. False patenti e false revisioni ai veicoli, un'inchiesta partita qualche mese fa che ora ha condotto agli arresti domiciliari un funzionario e 2 collaboratori della motorizzazione civile di Vicenza. Sara Barovier con Marco Madini.
L'inchiesta risale a qualche mese fa e aveva provocato un vero terremoto alla motorizzazione civile di Vicenza. Ora è arrivato dalla Cassazione, dopo una serie di ricorsi, anche il via libera alle misure cautelari. In 3 sono finiti ai domiciliari. Si tratta del funzionario della motorizzazione Cristiano Timillero, di Michele Canale, dipendente della motorizzazione, e di Francesco Palazzo, carabiniere in pensione. Obbligo di firma invece per un altro dipendente della motorizzazione, Rocco Salvatelli. Al centro delle indagini un giro di false revisioni di mezzi pesanti e di patenti rubate in bianco e poi rivendute. I reati contestati vanno dalla truffa al falso al furto. L'inchiesta conta anche una 60ina di indagati, per la maggior parte titolari di aziende di trasporti e titolari di officine. L'elemento inquietante che scaturisce dalle indagini riguarda in particolare le false revisioni. I dipendenti della motorizzazione, in cambio di soldi, circa 150 euro a mezzo, attestavano falsamente che i controlli erano avvenuti. 55 i tir che secondo la polizia stradale hanno superato i controlli per la sicurezza solo sulla carta. Molti di questi, dopo le indagini e i sequestri, sono risultati quasi dei catorci che circolavano invece liberamente per le nostre strade. Per risparmiare i cambi di pneumatici, i freni, le cinghie, bastava pagare. Che il 20% circa dei veicoli che non erano stati revisionati non hanno superato poi la revisione una volta sequestrati dalla polizia giudiziaria. Dunque è un pericolo per le strade. È un conclamato pericolo per la sicurezza stradale, sì. Il cinismo dei protagonisti della vicenda emerge chiaramente da alcune intercettazioni. Guarda, dice ad esempio uno degli indagati al telefono, ha un sacco di rogne questo camion, i freni non funzionano, le marce vanno dove vogliono. Eppure tutto questo passava con tanto di attestazione di avvenuta revisione. Politica alla lunga querel che vede contrapposti Lega e Liga, l'ultimatum per decidere di lasciare la sua fondazione. A Tosi scade a mezzanotte, intanto a Via Bellerio ultimi tentativi di mediazione per il comitato disciplinare del Carroccio. Curzio Pettenò. In Via Bellerio, nella sede di Milano della Lega Nord, tentativi di mediazione per evitare la rottura con Flavio Tosi. Il segretario della Liga Veneta l'ultimatum imposto a lui e ai leghisti che aderiscono al suo movimento e a Faro non l'accetta. Che Tosi con la sua fondazione giri per tutto il paese, lo fa da prima che in Lega gli altri parlassero di unità nazionale e d'Italia, lo fa e lo sapeva tutto il movimento, Salvini e Maroni e quant'altri compresi, e che arrivi una scomunica, una fatwa la chiamavano una volta, dopo più di un anno e mezzo d'attività, esattamente in coincidenza con il confronto interno sulle liste regionali. Il Consiglio nazionale della Liga Veneta a maggioranza aveva accolto la linea del segretario Tosi. Alleanze e liste per le elezioni regionali, in base allo Statuto federale della Lega, le decidono le singole realtà territoriali. Respinto il commissario gestore voluto da Via Bellerio, che però ha posto anche l'ultimatum: chi sta nella fondazione di Tosi va fuori dalla Lega. Se vengo allontanato, ribadisce il sindaco di Verona, allora potrei anche candidarmi alle regionali. Potrebbe trovare l'appoggio dei centristi dell'NCD Area Popolare, mentre Forza Italia ha confermato il sostegno a Zaia. L'attuale presidente del Veneto, ricandidato dal Carroccio, si augura una ricomposizione che superi le rivendicazioni personali. Ma si sa che lui alle elezioni una lista vicina a Tosi di appoggio alla Lega non la vorrebbe. Dopo Caldogno ora tocca a Trissino, lungo Lagno, nel territorio che interessa anche il comune di Arzignano. Il presidente del Veneto Zaia è intervenuto alla consegna dei lavori per la realizzazione del bacino di laminazione in cantiere per fronteggiare i rischi delle alluvioni lungo l'asta Agno-Guà. Oltre 27 milioni finanziati dalla Regione, 2 anni di lavori per realizzare questa cassa di espansione capace di contenere 3 milioni di metri cubi di acqua. Alle amministrazioni di primavera si voterà anche in molti comuni, tra questi Rovigo e Venezia. Ieri a Mestre un serrato confronto tra i candidati alle primarie del centro-sinistra. Vediamo. C'è chi li ha definiti i 3 moschettieri: Felice Casson, Jacopo Molina, Nicola Pellicani, in ordine alfabetico. I 3 candidati alle primarie del centro-sinistra. Domenica prossima è il voto e si vedrà chi sarà tra loro il candidato a sindaco di Venezia per il centro-sinistra.
In una affollata sala del Centro Culturale Candiani a Mestre, acceso confronto tra i 3 candidati. Cosa li differenzia? Innanzitutto la voglia di cambiare completamente la classe politica precedente, rinnovare anche all'interno dell'amministrazione delle partecipate, con criteri di pulizia, trasparenza ed efficienza. Mestre Venezia, dopo uno scandalo, che futuro vede? Rivitalizzarle, perché sia Venezia che Mestre ne hanno bisogno, ricostruire il tessuto urbano e far tornare la voglia alle persone di abitare soprattutto a Venezia ma anche a Mestre. Il rinnovamento e l'autonomia, non ho nessun ex assessore della Giunta Orsoni che mi sostiene, l'ho detto e l'ho dichiarato pubblicamente che non voglio nessuno di loro nella mia squadra di giunta. Gli ex assessori della Giunta Orsoni si sono ripartiti e sostengono giusto per metà l'un candidato e l'altro, certamente non Jacopo Molina. La mia è una candidatura di novità che punta a cambiare la politica veneziana, a mettere in campo una nuova classe dirigente. Io sono la mia prima esperienza politica, vengo da un'esperienza sul campo, da operatore culturale, da giornalista. La città l'ho raccontata, l'ho studiata, adesso voglio mettermi in gioco, voglio contribuire a cambiare la mia città. Domenica il voto per le primarie del centro-sinistra. Solo dopo queste il centrodestra forse individuerà un proprio candidato unitario, anche se c'è già chi si è presentato con proprie liste. A maggio le elezioni amministrative con le regionali, data precisa però ancora incerta. La pubblica amministrazione spende in Veneto 30 milioni di euro l'anno per gli affitti dei propri uffici. La spesa va dimezzata, ordina il governo. Il Demanio oggi ha spiegato come ai sindaci dei comuni. Antonello Profitta. Nonostante il suo immenso patrimonio immobiliare, lo Stato italiano spende ogni anno 900 milioni di euro per gli affitti degli uffici della pubblica amministrazione, 30 milioni solo nel Veneto. Obiettivo del governo è ridurre gli affitti passivi del 50% in 3 anni. In che modo? Ristrutturando caserme militari dismesse e spostando lì i vari enti. 62 le operazioni ipotizzate in Veneto. A Treviso, solo per fare un esempio, nell'ex caserma Salsa, oltre ai vigili del fuoco, confluirebbero i vari corpi delle forze dell'ordine e l'Agenzia delle Entrate, con un risparmio annuo di oltre 2 milioni di euro attualmente necessari per gli affitti in zona piani. Di razionalizzazione, di federalismo demaniale, la gestione cioè dei beni statali trasferiti ai comuni, il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, ha parlato oggi ai sindaci dei comuni capoluoghi di province del Veneto. L'incontro con i sindaci di oggi è servito anche a capire quali operazioni fare sui loro territori di permute, di concentrazioni in immobili non utilizzati dello Stato per ridurre questi affitti. In più abbiamo parlato anche di come fare per valorizzare i beni dello Stato nei comuni e i beni diretti dei comuni stessi. Cosa guadagnano i comuni in tutte queste operazioni? Beh, se riescono a vendere beni propri, vendono i beni e quindi guadagnano il valore del bene venduto. Nel caso in cui riescano a vendere un bene dello Stato nel loro territorio e agiscano per la valorizzazione urbanistica dello stesso, potranno guadagnare fino al 15% del valore di vendita. I comuni, insomma, dovranno provvedere a varianti urbanistiche e magari in quella ex caserma potrà sorgere un Grand Hotel. A fine marzo non sarà più in funzione la documentazione cartacea per i fornitori della pubblica amministrazione. Allora vediamo che cosa succederà con Marco Marchesini. Entro il 31 marzo bisogna adeguarsi per la fatturazione elettronica. Questo dice la legge. Esattamente, è una data importante. Già per l'amministrazione centrale era già partito l'anno scorso questo obbligo e dal 31 marzo per tutte le altre pubbliche amministrazioni, quindi compresa Camera di Commercio, ma comuni, province, eccetera, da parte degli fornitori ci sarà la possibilità di essere pagati se la fattura che presenteranno questi enti sarà in formato elettronico. Fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Camere di commercio al lavoro per dare assistenza e strumenti di supporto gratuiti agli operatori economici e alle aziende. Convinti che questo strumento, che in un primo momento comporterà anche un po' di complicazione da un punto di vista tecnico, alla lunga possa diventare sicuramente uno strumento favorevole perché consentirà dei risparmi di spesa sia per la pubblica amministrazione ma anche per l'impresa stessa. A Verona il Digital Day con esperti di informatica. Sicuramente le aziende riusciranno con un cambio di mentalità a passare al digitale anche con un vantaggio economico, senza dover investire nulla perché ci sono strumenti gratuiti messi a disposizione anche dalle camere di commercio. Quindi non avremo più la carta con la penna, ma deve essere una cosa diversa.
l'ente pubblico a cui arriva una fattura ancora dopo il 31 marzo in forma cartacea è obbligato a cestinarla e a non tenerne conto. Il ritorno all'agricoltura da parte dei giovani si registra ormai da qualche anno, ma spesso il ricambio generazionale risulta complicato da passaggi burocratici e costi che possono mettere a rischio la vita delle aziende a conduzione familiare. Angelo Pangrazio. Per molte imprese venete, soprattutto quelle a conduzione familiare attive in agricoltura, il passaggio generazionale rappresenta uno snodo decisivo. La staffetta tra padre e figli deve essere pianificata perché le complicazioni e gli ostacoli, soprattutto burocratici e fiscali, possono compromettere la continuità dell'impresa. È un'azienda che attualmente ha una redditività veramente a livelli bassi, avere anche questi costi e con tutti i documenti da fare è veramente un problema. Ci sono delle spese fisse che un giovane fa fatica a affrontare, essendo che non c'è quel grande reddito in questo momento nelle aziende agricole, si può capire che è un problema. Notaio, ufficio delle entrate, tutte quelle burocrazia viva propria. Ci sono molti risvolti economici, di rapporto con le banche, con le istituzioni, che ha bisogno di conoscenze, di preparazione. Allora se si riesce a fare questo gradualmente, una persona cresce ed entra, comprende e si prepara ad avere quel passaggio che prima o poi avviene. Se non si fa questo diventa traumatico e allora i problemi possono veramente portare anche al collasso dell'azienda. Agrinsieme ha affrontato questi temi a Vicenza per analizzare i problemi e fornire indicazioni. Insomma, bisogna trasmettere il patrimonio di conoscenze da una generazione all'altra, preparare la base per garantire continuità e capacità competitiva alle aziende. Oramai i figli degli agricoltori sono quantomeno diplomati se non laureati, quindi è anche un ricambio generazionale qualificato quello che si presenta in molte realtà e devo dire che funziona. Anoressia e bulimia, disturbi dell'alimentazione diffusi tra i giovani. A Vicenza una serie di incontri tra ragazzi delle scuole superiori e una fotomodella formosa, taglia 48, che spiega che si può essere belli anche senza essere magrissimi. Vediamo. Perdere 30 kg voleva dire pesare 40 kg, vorrebbe dire essere caduta in un disturbo alimentare, essere gravemente... Lei è Elisa Dospina, una delle più famose top model curvy italiane. Curvy vuol dire formosa e formosa lo è Elisa, fiera delle sue forme che la rendono unica e richiestissima in passerella. Da anni fa lezione alle ragazze e ai ragazzi delle superiori su come non cadere nelle trappole della pubblicità che mostrano donne e uomini magri, sorridenti, perfetti e finire poi intrappolati in disturbi dell'alimentazione che portano alla bulimia e all'anoressia. A Vicenza, Teatro Odeon, ad ascoltare Elisa Dospina ci sono centinaia di ragazzi degli istituti superiori. Io consiglio di volersi bene. Solo volendosi bene, scegliendo le persone che abbiamo al nostro fianco, possiamo migliorare. Perché il volersi bene è un percorso che tante volte nella vita arriva anche tardi. Un giovane su 10 soffre di disturbi dell'alimentazione che si manifestano in età sempre più precoce. Quanto prima si interviene, tanto più facile è superare il disturbo, quindi è molto importante una diagnosi precoce, un intervento precoce. Fondamentale anche riuscire a parlare ai giovani in modo efficace. Io non ho questi problemi onestamente. Non me li faccio perché non ha senso farseli. La bellezza non è per forza essere magre, perfette, cioè penso che la bellezza può essere, cioè non pesare 30 kg per forza, ma bisogna proprio accettarsi per quello che si è. Non esiste solo il tipo di bellezza che equivale ad essere magri, ma anche la bellezza che equivale all'essere se stessi, al piacersi e ad essere felici per come si è. Trattative fallite per allestire la mostra Treviso e il mondo e adesso il curatore Marco Goldin spiega la sua verità. Milva Andriolli. Beh, questa mi sembra la cosa più normale del mondo, non si dice nessuno è profeta in patria. Linea d'ombra rompe la linea del silenzio, lo fa il suo direttore in trevigiano Marco Goldin, affiancato dai suoi legali, Studio Domenichelli a Padova, togliendosi i sassolini dalle scarpe per la mostra che a Treviso non si farà. Il progetto Treviso e il mondo con tutte le sue mostre non si farà, abbiamo ritenuto anche con il professor Domenichelli che fossero molte più le criticità e quindi è difficile andare avanti in questo modo.
11 mesi di trattative poi fallite, troppe le incertezze dal Museo Santa Caterina, con i lavori non ancora conclusi, alla necessità di chiudere i contratti con i musei prestatori, fino ai dubbi del Consorzio Marca Treviso che a febbraio non si era ancora letto il contratto presentato da Goldin già a settembre dello scorso anno. Da lì la necessità di una clausola di garanzia, dice l'avvocato Vittorio Domenichelli, con una fideiussione di 3 milioni di euro per una mostra, Treviso e il mondo, che ne doveva costare 5. C'era necessità di cautelarsi di fronte a un clima pieno di polemiche, ad una situazione ambientale oggettivamente difficile. Treviso e il mondo, un progetto di 7 mostre sul tema del collezionismo internazionale che avrebbe dovuto valorizzare anche il patrimonio culturale e artistico della città. Dispiaciuto, Goldin non si perde d'animo, distribuisce il suo curriculum, 31 anni di mostre di grido, per respingere al mittente le critiche piovutegli addosso. Goldin 2015 a Treviso niente, se ne può riparlare nel 2016? I tempi per organizzare delle cose sono molto lunghi e quindi sia che saremo noi sia che saranno altri, i tempi ovviamente slitteranno di molto e se ne riparlerà per fine 2016 secondo me. Un'ultima ora prima di salutarci viene da Milano. Il Comitato di Disciplina e Garanzia della Lega Nord dice ha rinviato ogni decisione sulla questione Flavio Tosi. È tutto, ci vediamo a 00:10. Buona serata.